Amici bellini, buongiorno. Io sono in difficoltà perché il sonno, le cose, lo so, vi aspettavate anche il video di approfondimento tattico e ve lo faccio uscire, se non è più tardi, magari domani. Cercate di capirmi. Io ieri, vabbè, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Non può mai aprire perché il corteggiamento non c'ha niente da corteggiare, giustamente. Come si chiamano i Madonna mia. No, ma lo andiamo a trovare perché noi suoniamo proprio qua, alla casa del pavone. Allora, avete visto, no? Insomma, parliamo di cioè, che c'era proprio Rita Pavone là sopra e quindi è stata una giornata ieri campale sotto tutti i punti di vista, divertente, gratificante, eccetera, eccetera. Ma è successo qualsiasi cosa mentre cercavo di svegliarmi, di recuperare il senno del poi. E Vigorito lancia la bomba. Vi fermo subito perché lo so, ma il rigore. Non parliamo del rigore, questa è una mia vecchia battaglia. Non soffermiamoci sul fatto che forse nel caso specifico, se Viola si lancia verso, se magari cerca lui il contatto, ragazzi, non ne usciamo più. Noi dobbiamo partire da un assunto fondamentale. Mazzoleni, che tra l'altro viene mandato 2 volte consecutive a fare il VAR col Cagliari. Anche questa è una cosa che ci sono pochi riscontri, non mi ricordo, fatemi sapere voi nei commenti. Se prima non interviene, perché il passaggio di Vigorito è importante, lui dice però Osimhen tu non sei intervenuto a dire l'entità del fallo, va benissimo, e allora da regolamento loro si sono parati la palla e hanno detto non si può stabilire l'entità con il VAR, va bene, però qua invece sì, cioè Doveri lo dai il rigore, tu lo richiami, dici viro buono perché l'entità, oppure dice vedi bene, magari il fallo è al contrario, lì potrebbe essere il chiaro ed evidente errore. Perché però devi fare poi il capolavoro, devi ammonire Viola per simulazione oppure devi dare il fallo al contrario, non so nemmeno come è finito, ma il punto non è questo, e il punto è che Mazzoleni interviene con Bakayoko e Teo quando quello aveva già deciso e prova a cambiare la situazione contro il Napoli. Con Osimhen e il Cagliari e Godin non interviene, dice ma guarda mai, non si può intervenire così. Oggi di nuovo interviene, e il passaggio di Vigorito quando lui dice lo mandano per ammazzare le squadre del sud probabilmente farà perdere forza a questa polemica, perché poi qualcuno dirà ma il Cagliari comunque è una squadra del sud, probabilmente statuto a parte, cioè nel senso squadre del sud, puoi dire squadre campane, ma ce ne sono poche di squadre del sud che poi alla fine lottano per certe cose in Serie A, quindi quella cosa lì verrà a mancare. Ma è importante fare una riflessione generale: se noi ci troviamo ogni domenica a fare polemica, dobbiamo cambiare il regolamento a monte, non dobbiamo lasciare che ci siano tutte queste possibilità di interpretazioni che poi viene a noi il sospetto che a seconda delle convenienze, delle dinamiche e dei rapporti che ci sono tra società, tra la Lega e chi ha bisogno di stare, chi ha più debiti, chi ne ha meno, ci portano poi con la cultura del sospetto a dire ma non mi fido tanto, perché questa decisione l'hai presa male qua? L'hai presa bene qua era dubbia e non hai fatto niente, qua era dubbia e sei intervenuto. Guardi, ma è semplice, facciamo un regolamento meno labile e meno interpretabile, e quando è finita la partita una bella conferenza dove l'arbitro dice ho visto così, mi si è sembrato così, dopodiché ho cambiato perché così, e allora noi non facciamo nemmeno ipotesi, perché può essere pure che Mazzoleni l'ha chiamata e ha detto guardi il fallo è al contrario, venitelo a vedere. Poi voglio sapere anche quali immagini gli hai mandato, perché molto spesso vediamo al VAR che gli arbitri vedono delle immagini, ma noi ne vediamo anche altre, magari più chiare, più evidenti. Insomma, se vogliamo fare un salto di qualità come calcio, come Italia, no? Nel calcio così, dobbiamo cominciare ad eliminare il sospetto. Se tu lo fai parlare non dopo 3 anni, che poi qualcuno dice ma parliamo delle cose di adesso, è chiaro. Se lo fai parlare subito, si prendono loro le responsabilità, ci pensano 2 volte prima di fare certe decisioni e si prendono, insomma, tutte le critiche che si devono prendere se un arbitro sbaglia, eccetera, eccetera. Io insisto, l'importanza è sempre il dopo.
Non è il prima, non è il durante. Il prima è importante perché tu mandi delle persone che... strano questo accanimento nel mandare Mazzoleni spesso al Napoli, 2 volte consecutive al Cagliari. È strano, ma noi diciamo che è strano, non sappiamo le dinamiche. Però hai capito, questo è il prima. Il durante c'è quell'errore perché in una frazione di secondo tu devi prendere una decisione. Dopodiché c'è il dopo, ragazzi. E il dopo è più importante perché a bocce ferme le televisioni devono fare informazione bene per tutte le squadre, bene, perché altrimenti diciamo tu stai sottolineando delle cose quando vuoi tu e non le sottolinei dall'altra parte. Il dopo è importante. Questo da parte dei media e anche da parte di chi ha preso le decisioni, di chi le ha subite e di chi ha ricevuto un favore o una cosa fortunata. Parliamo di cosa fortunata, parliamo di fortuna, alle volte la fortuna, però non parlate mai e poi mai di compensazione, di cose che poi, vabbè, ma gli errori poi sì, no, perché cambia, il momento della stagione è diverso. E ricordatevi ancora una volta, i 2 punti che uno perde nel girone d'andata quando non sono quelli mai che poi tu dici rimpiango quei punti là, perché quei 2 punti là magari ti hanno dato la forza di farne di più dopo, oppure ti hanno affossato per farti perdere così. Di conseguenza sono solo gli ultimi punti quelli che contano, non quelli di prima che uno può rimpiangere, eccetera eccetera. Quindi capiamoci bene, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Tra un pochino, mo sta giocando la Roma, tra un pochino ci sarà anche la partita, insomma, importante dove si spartiscono i punti. Non lo so questo, magari vediamo se ce la vediamo lì oppure ce la vediamo su Instagram, non lo so, mo vediamo un pochino perché mi devo anche riprendere un attimo. È stata una giornata intensa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Hai capito, Vigorito? Noi non diciamo mai niente, quando lo diciamo scappando sui motorini, eccetera eccetera. Vigorito purtroppo lui dice che non è uno sfogo, però ha le sembianze dello sfogo. Per questo i media sono importanti. I media devono sottolineare oppure distruggere certe comunicazioni in un certo modo. Vediamo, staremo a vedere. Secondo me passa un paio di giorni, non succede niente, fa niente. Il Benevento ha smesso di vincere, meritano di scendere, il Cagliari è stato bravo. Vediamo un pochino che cosa succede. Sono situazioni scabrose. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo,